Sull'impugnazione del governo davanti alla Corte Costituzionale della legge regionale sull'EGAS del dicembre 2017, che prevede il trasferimento della totalità delle quote ai comuni entro il 2020, intervengono con una nota i vice capigruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Tedde e Alessandra Zedda. Durante l'esame in aula avevamo denunciato a più riprese che il Consiglio regionale si apprestava ad approvare una legge sbagliata e irrispettosa dei deliberati dell'Antitrust e di Abbanoa e delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, ma siamo rimasti inascoltati, sottolineano gli esponenti dell'opposizione, che ricordano come l'impugnazione sia stata preceduta dalla solenne bocciatura della legge stessa da parte dell'Antitrust e dell'Anticorruzione per carenza di controllo analogo e per i motivi legati alla violazione delle competenze statali. Confortati dai deliberati dell'Antitrust e dell'Anticorruzione, sottolineano Ted e Zedda, in aula abbiamo con forza sostenuto la tesi che la totalità delle quote azionarie doveva essere immediatamente trasferita ai comuni che devono esercitare il cosiddetto controllo analogo, cioè un controllo pari a quello esercitato sui propri servizi e debbano avere il potere di nominare gli organi di vertice di Abbanoa. Oggi attaccano Ted e Zedda, il governo con l'atto di impugnazione e l'antitrust e l'anticorruzione nei loro autorevoli pareri ribadiscono che la scelta dell'affidamento in cosiddetto in-house providing, in deroga al principio dell'evidenza pubblica, può avvenire solo a favore di un soggetto per il quale ricordano tre requisiti soggettivi e oggettivi: titolarità pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario, Abbanoa, nello svolgimento dell'attività prevalente in favore dell'ente affidante, Comuni ed EGAS, e nel controllo analogo dell'ente affidante sulla società di gestione affidataria del servizio, che spetta ad EGAS, che rappresenta i Comuni della Sardegna, concedenti, senza possibilità per la Regione di influenzarne le decisioni.